Buongiorno, buona giornata a tutti da Focus TG. Oggi splende il sole, ma anche ieri il maltempo ha devastato gran parte del nostro territorio. Vediamo i titoli del Gazzettino. Il presidente Zaia: dallo Stato subito gli indennizi promessi. Oggi c'è il vertice del Consiglio dei Ministri proprio per decidere lo stato di calamità. Ecco come fare per ottenerli: danni per oltre 100 milioni. E poi ancora maltempo anche in Friuli Venezia Giulia, Coldiretti e CIA, aziende agricole devastate, perso il 70% del raccolto. Avremo anche molta cronaca nera perché c'è un accoltellamento ad Oderzo e pare un incidente alle Bandie, sempre nel Trevigiano. Si tratterebbe di un annegamento, ma abbiamo poche notizie. Finora ci collegheremo in diretta tra poco, ma riprendiamo con la pagina del maltempo, perché è stato davvero un vero e proprio uragano quello che ha investito il Veneto e che ha purtroppo causato moltissimi danni, case distrutte, scoperchiate e feriti. E oltretutto gravissimi danni all'agricoltura. Facciamo il punto sulla situazione e lo ringrazio subito e gli do subito la linea con l'assessore alla protezione civile della Regione del Veneto, Giampaolo Bottacin. Buongiorno Assessore, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Assessore, intanto ricorderemo anche stasera a Focus il grande lavoro della protezione civile e dei 269 volontari che sono divisi, credo, parliamo di 76 organizzazioni di volontariato che hanno lavorato e stanno lavorando. Sì, sono ancora impegnati oltre 200 volontari sul territorio e quindi li ringraziamo, perché vorrei ricordare che sono persone che dedicano il loro tempo gratuitamente. Ringrazio naturalmente anche tutti gli altri soccorritori che sono intervenuti in questa settimana, perché i primi eventi si sono manifestati ancora la settimana scorsa e sono stati impegnati e sono tuttora impegnati sul territorio per cercare di risolvere le problematiche che si sono generate da questa sequenza di eventi in realtà. Con oggi la situazione migliora e quindi si ritorna a una condizione di normalità, però i fenomeni che abbiamo visto in questi giorni sono assolutamente impattanti, tanto che abbiamo chiesto immediatamente il riconoscimento dello stato di emergenza a livello nazionale e così come abbiamo concordato le azioni relativamente ai ristori con i sindaci. Ieri l'altro ho incontrato i sindaci delle province più colpite, mancano ancora Verona e Rovigo, ma le altre sono state incontrate e quindi ci stiamo muovendo in sinergia con le amministrazioni comunali. Ecco Assessore, quindi oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare, cioè accettare le richieste di stato di calamità del Veneto e di altre 4 regioni. Il Presidente Zaia parlava di indennizi molto veloci, sarà così? Voglio dire, le notizie che avete parlano di ristori da danni che possono essere realizzati in tempi così mediamente brevi? Ma guardi, funziona così in questo Paese. Nel momento in cui c'è una calamità naturale, il governo può decidere se riconoscere lo stato di emergenza oppure no. Se riconosce lo stato di emergenza si ottengono 2 risultati. Il primo, che vengono riconosciuti i ristori dei danni. Il secondo, che è possibile intervenire con alcune deroghe alle norme di legge per velocizzare gli interventi di ripristino. Stiamo attendendo questo. Dopodiché, nel momento in cui ci fosse il riconoscimento dello stato di emergenza, ci sono tutta una serie di provvedimenti e adempimenti burocratici, indipendenti ovviamente da noi, che devono essere sottoposti dai cittadini alle amministrazioni comunali per vedere riconosciuti i danni.
sono provvedimenti che sono stati introdotti in modo particolare negli ultimi anni, perché stiamo parlando di soldi pubblici, quindi sempre di più la pubblica amministrazione è sottoposta a verifiche e controlli sull'erogazione di questi finanziamenti, quindi servono le perizie e tutta una serie di altri adempimenti. È un adempimento per il cittadino che è stato colpito da una calamità che è antipatico, però d'altro canto non è possibile pensare di ottenere ristoro semplicemente con una semplice domanda. Certamente. Senta, Assessore, la Regione ha lanciato l'allarme in maniera molto preventiva, come sempre. D'altra parte l'allerta arancione, quindi si è avuta l'opportunità, ecco, in molti casi di limitare i danni. Per i prossimi giorni, le prossime settimane, sono già state fatte delle previsioni, c'è il rischio che questi fenomeni si possano ripetere anche nei prossimi giorni? Ma guardi, allora, nei prossimi 2 o 3 giorni no. Più avanti è impossibile tecnicamente avere delle previsioni attendibili. Lo dico perché spesso qualcuno mi ferma e mi dice: sai, hanno previsto che fra 10 giorni succede questa cosa. Questo è tecnicamente impossibile. Chi, per esempio, alcuni siti internet divulgano queste informazioni, stanno divulgando informazioni che non sono sostenute da supporto scientifico adeguato. Ecco, ovviamente anche in questa situazione, dopo la pandemia, ci sono i negazionisti, i complottisti. Ieri sono arrivati a Focus tanti messaggi: perché non parlate delle scie chimiche? Cioè siamo ancora molto indietro da questo punto di vista, e molti continuano a negare che tutto quello che sta accadendo sia dovuto a un cambiamento climatico inequivocabile, su cui sono d'accordo il 99% dei climatologi e degli scienziati nel mondo. Cosa ne pensa di questa deriva così negazionista? Ma guardi, io non sono un meteorologo, non sono uno scienziato esperto di meteo, però mi baso sui dati anche per formazione professionale, e quello che ci dice ARPAV, la nostra agenzia regionale, è che negli ultimi 30 anni la temperatura media è cresciuta in Veneto di 1,5 gradi centigradi, circa mezzo grado ogni 10 anni. Questo è un dato oggettivo. 1,5 gradi può sembrare poco, ma stiamo parlando di temperatura media, e come temperatura media è un dato preoccupante, perché questo incremento può generare, e i fatti lo dimostrano, dei fenomeni meteo rilevanti con una frequenza maggiore rispetto a quanto accadeva in passato. Mi spiego. Qualcuno dice senti che freddo, non è mai stato così freddo, dico a caso, in una giornata come questa estiva, e tutti parlano dell'aumento della temperatura. In realtà ci si basa sulla temperatura media, e mediamente è cresciuta. Così come nel momento in cui viene detto che quello che succede è attribuibile a motivi assolutamente slegati all'incremento della temperatura, perché succedevano anche una volta, va verificato se una volta succedevano questi eventi con la stessa frequenza, perché questo è quello che viene sostenuto, cioè che questi eventi sono sempre accaduti, ma non con una frequenza così rilevante come accade negli ultimi tempi. Proprio così. Ingegnere, le faccio un'ultima domanda. Intense precipitazioni, vento violentissimo, quindi alberi sradicati, tetti scoperchiati, però non ci sono stati in questo caso dissesti gravi dal punto di vista idrogeologico, no? C'è una differenza tra fenomeni che provocano poi frane, smottamenti, grandi allagamenti, come è successo nel 2010-2012, e queste forse bombe d'acqua più chirurgiche, più sparpagliate? Qual è la differenza in sostanza? Ma guardi, sono fenomeni che possono anche sovrapporsi, nel senso che ne abbiamo avuto l'esempio con Vaia nel 2018, sì, quando abbiamo avuto contemporaneamente sia grandissime precipitazioni prolungate, e sia
fenomeni di raffiche di vento rilevantissime oltre i 200 km orari. In quel caso non c'era la grandine, eravamo a fine ottobre, quindi la grandine non è di quel periodo, perché adesso, senza entrare in tecnicismi, è più facile riscontrarla d'estate, però sono fenomeni che possono anche sovrapporsi. Non abbiamo avuto grandi dissesti, perché i dissesti sono collegati, anche qui bisognerebbe fare una distinzione fra le tipologie di dissesto, ma sono collegati a precipitazioni piovose che durano nel tempo, cosa che non è accaduta in questo evento, mentre invece le cosiddette colate detritiche sono legate a fenomeni meteo di grandi precipitazioni in ristretti archi temporali. E in realtà a Rio Gere, sopra Cortina, abbiamo avuto una colata detritica molto rilevante, che però non ha avuto gli effetti che invece aveva avuto per esempio nel 2017, perché le opere che sono state realizzate per oltre 4 milioni di euro dalla Regione Veneto sopra l'abitato di Cortina hanno garantito la sicurezza dell'abitato. Assessore, la ringrazio molto. Certo, quando lei si è insediato come assessore all'ambiente e alla protezione civile, forse non immaginava che sarebbe stato un mandato così lastricato di calamità, perché appunto le abbiamo elencate, è davvero impressionante, no? Sì, guardi, io sono stato nominato la prima volta dal Presidente Zaia il 29 giugno 2015 e l'8 luglio 2015 c'è stata la tromba d'aria della Riviera del Brenta. Esatto. E i primi di agosto dello stesso anno purtroppo ci sono stati 3 morti in Cadore dovuti a una colata detritica, e quindi c'è stato un susseguirsi appunto di eventi meteo rilevanti che non accadeva in passato. Detto questo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di attrezzarci per garantire quantomeno un'immediata risposta sul fronte dell'adattamento ai cambiamenti climatici, con tutta una serie di opere di difesa del suolo, e abbiamo messo a terra 1 miliardo e 800 milioni di euro di opere di prevenzione, e contemporaneamente stiamo investendo anche sulla qualità dell'aria, cercando di ridurre le emissioni climalteranti, e anche su questo fronte abbiamo investito cifre ben superiori ai 2 miliardi di euro. Quindi l'impegno ce lo stiamo mettendo su tutti i fronti, però è chiaro che di fronte a eventi come questo a volte ti senti anche impotente. Assessore, grazie molte, buon lavoro, a presto, grazie molte all'assessore alla protezione civile della Regione Veneto Giampaolo Bottacin. Andiamo in diretta adesso a Cadoneghe, perché c'è una situazione difficile come in altre parti del Veneto, proprio in relazione ai danni subiti dalle imprese. Molte imprese sono state proprio bombardate da queste palle da tennis, del ghiaccio, ma anche addirittura delle sfere, sembrano quasi dei piccoli meteoriti, che hanno colpito queste imprese, danneggiandole enormemente. Sentiamo in diretta da Cadoneghe Chiara Gaiani, dovremmo averla, eccola lì. Grazie Chiara, a te la linea. Buongiorno, noi ci troviamo in questo momento a Limena. Ringraziamo Alessandro Zin, che è il proprietario di questa azienda agricola che ci ospita. Vi abbiamo raccontato come la provincia di Padova, l'Alta Padovana in modo particolare, sia stata davvero messa in ginocchio da questi 4 eventi molto forti che si sono susseguiti in una settimana. 3 grandinate ha preso la sua azienda agricola in queste settimane. 3 giorni. 3 grandinate in 3 giorni? Sì. Ecco, questo è stato un evento davvero molto importante, e tra l'altro, insomma, notizie di servizio: i comuni delle zone interessate stanno raccogliendo le segnalazioni che arrivano ai cittadini per poi inviarle alla regione, per vedere se qualche modo, qualche possibilità di risarcimento ci sarà per chi non ha l'assicurazione. Danni gravissimi all'agricoltura. Allora, Alessandro Zin, lei ha vario tipo di attività, una di queste riguarda anche la viticoltura. Come è ridotto il suo vigneto? Questo è un vigneto di Prosecco DOC. Sì, in parte Prosecco DOC, il resto a Merlot. Purtroppo il danno è abbastanza ingente, più che altro anche per una forte perdita di qualità dell'uva. Che cosa sta inquadrando il nostro collega? Qual è il problema? Di uva, tutte queste essiccazioni marcescenze sono colpi di tempesta, di grandine.
e naturalmente l'uva ha una scarsa qualità ridotta così. Questi sono... Fortuna che conferiamo in cooperative, quindi magari una cantina privata magari non lavorerebbe neanche. Certo, ascolti, questo è di mercoledì scorso, parliamo della serata di una settimana fa che ha fatto gravi danni soprattutto alle coperture, per esempio possiamo vedere le serre che sono alle nostre spalle. Sì, soprattutto le coperture, i tetti, anche i tetti delle case stessi, ci sono ingenti danni insomma. Ecco, le serre che sta inquadrando il collega a che cosa sono adibite? Sono adibite all'essiccazione del tabacco. Tutte queste cose sono protette da assicurazione? Allora i raccolti come il vigneto e il tabacco sì. Abbiamo anche una forma di copertura per quanto riguarda i tetti, però trattandosi anche di manufatti che hanno una certa età non è che si possa pretendere di essere risarciti. Purtroppo si vedrà insomma. Ecco, quali sono le colture che hanno riportato maggiori danni? Tra l'altro insomma l'evento di mercoledì e poi quello anche di sabato. Sicuramente il tabacco è quello più fragile, quello che ha subito più danni, insomma in effetti non lo raccolgo più, è da distruggere. È davvero sconsolante vedere il lavoro di mesi e mesi duri ridotto così. Purtroppo lavoriamo a cielo aperto e questa è la situazione, non è che si può. L'unica è fare polizze assicurative, soprattutto sui raccolti insomma. Ecco, l'altro giorno il presidente della CIA, lei tra l'altro è rappresentante per questo mandamento della zona del Cittadellese, ci diceva serve studiare da un punto di vista agronomico anche delle tecniche per proteggere le colture. Lei cosa ne pensa? Sicuramente tutto quello che si può fare, certo che di fronte a questi eventi estremi non è che si può fare granché. Purtroppo adesso non stiamo qui a discutere se è colpa del cambiamento climatico, perché questo non compete a me. Sicuramente in questi ultimi anni il tempo è cambiato, basti guardare le temperature che raggiungiamo d'estate e quindi non saprei come insomma affrontare le situazioni. Alessandro Zine, lei è venuta voglia qualche volta di gettare la spugna? Succedono queste cose, magari sconforto c'è, ma purtroppo bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti, insomma non è che si può dire butto via tutto così, insomma purtroppo dopo finché capita agli altri magari, però prima o dopo non si può pretendere che capiti sempre agli altri perché diciamo che è già un bel po' d'anni che in questo periodo succede o qua o là. Vedi anche l'anno scorso a Dolo, la tromba d'aria, purtroppo non può succedere sempre agli altri. Bene, allora ringraziamo anche il signor Razzine che ha condiviso con tutti noi quello che è lo spirito che anima le persone che continuano a lavorare la terra e noi anche le ringraziamo per il lavoro anche di protezione del territorio che continuano a fare gli agricoltori. Ecco, ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roque Allende e da Limen restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Vediamo adesso a Cadoneghe 2000 persone che sono rimaste senza energia elettrica, quindi al buio, ma poi c'è stato l'intervento dei generatori e la situazione è tornata alla normalità. Un rumore infernale fino alle 3 di questa notte, ma è stato grazie a questo generatore da 400 kV arrivato da Mestre che in circa 2000 tra famiglie e attività di Cadoneghe è tornata l'energia elettrica intorno alle 22 di ieri sera dopo almeno 10 ore di blackout. A causare i guasti alle due centraline che alimentano il quartiere di Bragni è stato il violento temporale che su tutta l'area si è scatenato nella mattinata di martedì, il quarto di fila, un guasto su cui sono intervenuti i tecnici di Enel Distribuzione ma che nel frattempo ha causato enormi disagi. A seguire e coordinare gli interventi il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro, che dopo una serie infinita di colloqui è riuscito a trovare una soluzione tampone. La buona notizia è che verso le 3 la situazione è tornata alla normalità e case e attività sono state collegate alla centralina. Il generatore nel frattempo resta lì, rassicura il sindaco, pronto a essere messo in funzione in caso di necessità.
Vedremo un po' da tutte le province del Veneto, dal Vicentino e ovviamente anche dal Veneziano. Non ci sono province che si siano sottratte alla furia degli elementi, così si dice. I forti temporali che hanno interessato la Marca hanno messo invece nel Trevigiano in ginocchio Gaiarine e le sue frazioni. Sono state particolarmente colpite le zone di Francenico. Vediamo. A bordo del fuoristrada della Protezione Civile veniamo accompagnati nelle abitazioni più colpite dal temporale che ha devastato il comune di Gaiarine e la frazione di Francenigo. 2 temporali, uno in tarda serata e uno alle prime ore dell'alba, che hanno messo in ginocchio il paese. Tuoni e lampi e vento forte. Tuoni e lampo e vento forte. E poi sono volte i colpi. Abbiamo chiuso le finestre e sbattevano quei sassi. Grandine grande come palline da tennis che ha colpito per mezz'ora incessante il territorio. Impossibile uscire di casa per andare a mettere a riparo oggetti e soprattutto le auto. Ci ammazzava. È il rischio che potevamo ammazzarci anche a casa se mi cadeva il soffitto. Stesso scenario, stessa amara sorte che è toccata anche a Mirko. Era della grandine grossa come delle palline da tennis, ci ha forato il tetto e dopo un po' abbiamo iniziato ad avere acqua dappertutto. Questo risultato qui era come fosse una piscina praticamente. Vetri e persiane crivellate da chicchi di grandine, tetti rotti, tegole danneggiate e poi cadute, case allagate. Aziende completamente distrutte dalla furia del temporale. 10 i centimetri di acqua che questa tipografia si è trovata all'interno. Circa 60.000 euro di danni, quelli provocati a macchinari e al soffitto. Pensavamo di venire a lavorare tranquillamente, poi abbiamo visto questa bellissima sorpresa. Mancavano solo i pesci. Interventi che hanno coinvolto sin dalla notte i vigili del fuoco e Protezione Civile. Circa un 150 interventi di soccorso, ancora un centinaio di interventi che dobbiamo eseguire e sono riconducibili prevalentemente alla copertura di tetti e danni connessi al vento forte, quindi caduta di alberi e rami. Stiamo supportando i vigili del fuoco nel loro intervento, insomma, perché loro vanno su nel tetto a mettere i teli di copertura e noi li supportiamo portandogli sacchi di sabbia, quello che necessita loro. Sacchi di sabbia riempiti grazie a volontari, consiglieri e assessori del comune che già dalla mattinata sono arrivati nella sede della Protezione Civile per offrire aiuto e supporto. Mi ha impressionato mamme e bambini che non sapevano cosa fare perché avevano acqua dentro in casa. Gli entrava dal tetto da ogni dove e c'è stata una bella solidarietà, alcune famiglie hanno ospitato, anche questo credo sia segno veramente di la comunità ideale per un sindaco. E andiamo nel Bassanese, torniamo lì perché abbiamo dato conto anche ieri sera a Focus di quanto era accaduto, una forte ondata anche nel Bassanese e in particolare è stato colpito l'altopiano di Asiago con grandine, pioggia e abbattimento anche di molti alberi. Vediamo. Non c'è pace per la Pedemontana e l'altopiano dei 7 comuni flagellati da giorni da continui passaggi di temporali che hanno devastato case e aziende, agricoltura e boschi del territorio. Nella notte l'ennesimo impulso temporalesco ha causato parecchi problemi nella zona dei 7 comuni, dove i vigili del fuoco hanno dovuto operare a lungo per ripulire le strade da alberi e ramaglie strappati via dalla violenza del vento. Disagi sono stati segnalati in contrada Zocchi ad Asiago e sulla strada che porta al Monte Verena nel territorio di Roana. Grandinate a macchia di leopardo hanno interessato l'area ovest della Pedemontana, pur senza l'intensità degli eventi disastrosi dei giorni scorsi. E i piovaschi hanno creato ulteriori grattacapi alle centinaia di famiglie che si trovano con i tetti rovinati dal maltempo e senza le guaine di protezione, oppure alle aziende costrette a lavorare letteralmente senza le coperture dei capannoni. L'ondata di maltempo dovrebbe essere comunque in esaurimento questa notte, poi per i prossimi giorni si vedrà. Servizio di Ferdinando Garavello e la Riviera del Brenta ancora colpita, ricorderete proprio l'uragano che devastò una villa e fece danni tremendi anche a Pianiga qualche anno fa. Siamo tornati lì perché è stata colpita duramente Dolo. In diretta da Dolo Anna Maria Parisi, a te la linea, Anna.
Sì, buongiorno direttore, una trentina ancora in corso gli interventi qui dalla riviera del Brenta e ci troviamo ospiti di una ditta che è stata letteralmente flagellata dal fortunale di venerdì scorso, 18 luglio, non è rimasto più niente. Con noi il sindaco, il primo cittadino di Dolo, Gianluigi Naletto, perché sindaco lei ha intenzione di fare una battaglia e portarla a Roma, ovvero chiedere dallo stato di emergenza regionale che venga attivato lo stato di emergenza nazionale affinché questo possa essere fattibile. Per domani ha indetto una riunione con chi? Una riunione dove assieme agli altri sindaci della Riviera del Brenta colpiti da questi eventi calamitosi invitare i consigli regionali e tutti i parlamentari della Repubblica che afferiscono a questo territorio. C'è bisogno che tutta la filiera istituzionale a tutti i livelli prenda direttamente coscienza, ci ascolti e porti a Roma, alla Presidenza del Consiglio, quelli che sono i bisogni per avere delle risposte certe e soprattutto semplici, dettate veramente a situazioni dove qui si parla al plurale di milioni di euro sia nel pubblico che nel privato, senza contare le aziende come questa in cui sono ancora moltiplicate per n volte. Lei sta pensando anche a un piano di evacuazione per mettere al sicuro certe famiglie, sindaco? Il problema oggi è adesso far fronte alle infiltrazioni d'acqua che arrivano da guaine bucate dalla grandine e dalla pioggia che periodicamente scende, che determinano da parte di attualmente ad Olo sono quasi una cinquantina le famiglie, le sto passando una ad una insieme ai vigili del fuoco e alla nostra protezione civile per capire che risposte dare. Occorrono interventi, ditte sono occupate, i materiali scarseggiano, insomma il quadro è emergenziale ancora oggi. Ecco, un quadro emergenziale con misure comunque non soltanto di emergenza ma anche d'urgenza che debbano essere prese nell'immediatezza. Con noi il proprietario, direttore dell'azienda agricola devastata, Davide Quaggio, un'azienda agricola che ha subito danni per i suoi 5 ettari di estensione. Si parla concretamente di a quanto ammontano i danni, Davide? Noi abbiamo preventivato di strutture, impianto elettrico, impianto idraulico e produzioni, siamo circa intorno agli 800.000 euro di danno. Ecco, 800.000 euro, adesso con le immagini direttore di Sandro Ponchio vediamo che non è veramente rimasto nulla di questa azienda. Magari Davide, vieni, ci avviciniamo anche con il sindaco Naletto a mostrare direttamente a casa che cosa è rimasto della vostra azienda. Voi che cosa producete? Noi siamo specialisti di ortaggi a foglia e frutto e commercializziamo principalmente al mercato all'ingrosso di Treviso per tutta la catena agroalimentare. Ecco, il vento spirava fortissimo, si parla di oltre 150 km/h e vediamo che ha proprio schiacciato tantissime strutture, anche tubi e una struttura pesante. Sì, strutture importanti create per appunto le produzioni al coperto e dovrebbe... Purtroppo insufficienti, studiate all'epoca, sicuramente non adatte a questo tipo di clima, non adatte a questo tipo di eventi in caso eccezionale. E resta un problema fondamentale, si parlava di danni, dicevi di 800.000 euro circa, però non avete l'assicurazione, come mai Davide? Da quest'anno questo è il problema più grosso, anche a livello burocratico, nel senso che Condifesa, che è quell'associazione che segue l'assicurazione per quanto riguarda le serre e le culture, che veniva coperta per un circa 60% del costo della polizza da organi come la Regione e lo Stato, da quest'anno ci ha detto che non è più coperta, non hanno disponibilità finanziaria e quindi la polizza dovevamo coprirla tutta noi e purtroppo, essendo una polizza troppo onerosa per questi 5 ettari, non ce l'abbiamo fatta e quindi non siamo riusciti ad assicurarci e purtroppo è capitato il fattaccio. E adesso restano tante lacrime, l'amarezza, ma ci si vuole rimboccare le maniche. Lei, sindaco, ha un appello da lanciare a chi di dovere?
L'appello è che, lo ripeto, tutte le forze politiche, tutta la catena istituzionale risponda ad uno stato d'emergenza che è nei fatti, sbloccando o ricostituendo anche quelle garanzie che oggi non ci sono più. Lo si scopre proprio da un anno all'altro, e dopo un'annata dove la siccità anche in questa azienda ha fatto danni importanti, ritrovarsi ancora allo stato dell'arte con minori garanzie credo sia fuori di ogni logica, di responsabilità da parte di uno Stato che deve essere vicino alle aziende e ad ogni cittadino. Ecco, quindi direttore, non so se Davide vuoi aggiungere qualcosa anche tu prima di concludere il collegamento. Ma diciamo che è una situazione veramente disastrosa. E come giustamente mi sono confrontato col sindaco, purtroppo abbiamo problemi con le associazioni, con quello che è la burocrazia del territorio, come aiuti, come tutto, e adesso cercheremo sicuramente di rialzarci e vedremo che tipo di movimenti ci sono, che tipo di aiuti potrebbero esserci, e vediamo come va. E quindi, direttore, hai sentito, con questi appelli si rilancia nuovamente la richiesta di ristori che arrivino subito nell'immediatezza. Linea a te. Grazie molte, grazie Anna Maria Parisi ai tuoi ospiti. Ovviamente l'ultima bufera ha investito anche il Friuli Venezia Giulia. Vediamo delle immagini, anzi un servizio del Gazzettino su Mortegliano, particolarmente colpite le province di Udine e di Pordenone. Vediamo questo servizio. Vie ammassati, cocci di tegole e vetri, 10 minuti di paura e terrore, chicchi di grandine da 10 centimetri e dal peso di quasi 200 grammi, proiettili di ghiaccio che hanno crivellato case e distrutto auto. Tavoli. Tetti. Tutte le macchine sotto. Andata via la luce, grandine, acqua, sì, tutto di sotto le macchine, adesso non sappiamo cosa fare. Anche voi avete la macchina distrutta? Tutte e due, queste due. Speriamo che il comune ci venga incontro, ci dà una mano, speriamo, se no. Anche perché oggi dovevamo andare pure a lavorare, non siamo andati. Però vediamo come facciamo. Comunque dai, l'importante è che non eravamo per strada, perché tutto il centro è pieno di tegole. Io ero in macchina, tra l'altro, e me la sono vista brutta. Abbiamo distrutto un tetto di un locale appena aperto da un mese. Adesso stiamo sistemando gli abbaini per vedere se riusciamo a salvare il salvabile dall'interno e dall'esterno. No, già abbiamo spalato il primo ghiaccio accumulato davanti alle porte, c'era mezzo metro di ghiaccio, non si entrava neanche nei locali. 10 minuti di inferno, neanche il tempo di affacciarsi alla finestra e tentare di mettere al riparo le auto, che la distruzione era già in atto. Bombe di ghiaccio che a Mortegliano non si erano mai viste. Sembrava non il terremoto, peggio del terremoto. Una cosa tremenda, erano robe, una apocalisse. Io ne ho abbastanza, nel 97, sì, mai visto una cosa simile, mai. 3 auto buttate da buttare, adesso vedremo come fare. L'edificio legionato, ma come penso tutti quanti, sia nella parte esterna, sul cappotto esterno, tubazioni, i climatizzatori, il tetto, fotovoltaico di molte persone, questo che sono andati. Quindi. Questo era il servizio del Gazzettino, principale quotidiano del Nord-Est, da Mortegliano in Friuli Venezia Giulia. Adesso torniamo nel Bassanese, perché ci si sta leccando ancora le ferite a Tezze sul Brenta, centinaia di auto distrutte, tetti sforacchiati, davvero una situazione difficile anche per molte famiglie che vedono piovere l'acqua all'interno delle loro abitazioni. Vediamo. Scende la pioggia a Tezze sul Brenta e con il temporale torna la paura. Sono tantissimi i tetti distrutti dalla grandine che oggi sfidano ancora una volta il maltempo. Teloni di copertura, sacchi di sabbia, ognuno cerca di proteggere come può la casa dalle continue intemperie. Discorso a parte per i capannoni, tetti quasi scoperchiati, voragini al momento impossibili da sistemare.
E noi siamo tornati in una delle aziende qui a Tezze sul Brenta colpite dalla tempesta di ghiaccio e come vedete sta piovendo dentro. Abbiamo bisogno dell'ombrello perché qui dentro continua a piovere. Qui d'altronde il tempo non ci sta aiutando, perché ci sono qui le imprese che hanno iniziato anche a far pulizia, a mettere un po' in sicurezza tutto, però ogni 10 minuti si devono fermare perché piove. Almeno che il tempo ci aiuti, almeno quello, speriamo che sia l'ultima pioggia, che almeno su affari di 8 giorni da mettere tutto in sicurezza. Anche perché la pioggia peggiora la situazione del tetto. Esatto, perché quello che è rimasto su si imbromba di acqua e col peso scende tutto. Speriamo che Dio ci aiuti. C'è quindi chi guarda al cielo per trovare la speranza e chi per trovare la pace dalla pioggia. Un comune, quello di Tezze sul Brenta, devastato dalla grandine. Lo vediamo anche dalle immagini girate con il drone di un nostro telespettatore, Stefano Trento, anche lui vittima della furia della grandine. Torna la paura sicuramente, la paura principale ora come ora è quella delle infiltrazioni d'acqua all'interno della copertura. Abbiamo cercato di mitigare il più possibile l'effetto delle piogge che avevano iniziato a penetrare all'interno della Soletta. Come potete vedere, sì, abbiamo sistemato in maniera del tutto provvisoria perché non so quanto potremo andare avanti in questo modo. Tetto distrutto, impianto fotovoltaico a pezzi, danni per oltre 20.000 euro. Una copertura di questo tipo da rifare andrà sui 25.000 euro. Consideri che sono 350 metri quadri di superficie di copertura e dopo insiste un impianto fotovoltaico di 8 kg che è completamente distrutto perché non c'è un pannello che si può salvare. Grazie ai nostri colleghi per averci dato i dettagli di una situazione drammatica, ce l'ha raccontata Sharon Di Carlo. Adesso andiamo a passare nel Grappa perché ieri abbiamo dato in esclusiva nel TG della sera, TG Bassanese, la notizia dell'abbandono, dell'uscita clamorosa del Presidente del Consiglio Comunale in polemica sulla questione Baxi. Ci colleghiamo in diretta con Monica Smiderle per avere gli ultimi aggiornamenti. A te la linea, Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo appunto a Bassano del Grappa, tra pochi minuti la conferenza stampa della Lega Bassanese, con me Andrea Viera, coordinatore bassanese appunto della Lega. Clamorose le dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale Stefano Facchin, che abbiamo dato in esclusiva nei nostri telegiornali ieri sera. Dimissioni clamorose perché Facchin è un esponente storico della Lega Bassanese, a provocare appunto il caso Baxi San Lazzaro, questa mega lottizzazione industriale che dovrebbe nascere lungo la Pedemontana, la superstrada Pedemontana in quartiere San Lazzaro. È un progetto di cui si parla moltissimo a Bassano negli ultimi mesi, un progetto che divide la città perché andrebbe ad occupare l'ultimo lembo di campagna bassanese. Andrea Viero, allora shock nella Lega per le dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale Stefano Facchin, che lascia il posto di Presidente e confluisce nel gruppo misto, quindi lascia anche la Lega. Sì, diciamo che effettivamente non ci aspettavamo una reazione del genere da parte dell'ex Presidente del Consiglio, ora appunto consigliere del gruppo misto. È chiaro che questa partita a cui accennavi prima è molto delicata, con degli equilibri particolari anche in città, dove però al primo posto sta anche la tutela dei lavoratori. Sapete benissimo insomma che nella partita c'è l'azienda Baxi con 700 lavoratori e con la richiesta appunto di potersi sviluppare nell'area attigua di proprietà di Pengo. Il gruppo consigliare Lega, ma anche il direttivo della Lega, quindi la sezione bassanese era compatta insomma rispetto a dare delle risposte positive rispetto a questa partita che appunto, torno a ripetere, è delicata. Molto probabilmente l'attuale consigliere del gruppo misto Stefano Facchin si è sentito in minoranza in un gruppo insomma che era compatto e ha preferito evidentemente rassegnare le dimissioni. Io credo che al di là di questa partita comunque il consigliere Facchin potrà dare sempre il contributo a questa maggioranza, perché su altre tematiche credo che ci sia insomma sempre il punto di convergenza, che è quello che insomma auspichiamo.
Capite bene che è un tema molto caldo in città, appunto il tema San Lazzaro, Baxi, con questo sviluppo di Baxi nell'area attualmente occupata da Pengo ex IAR e la costruzione di nuovi capannoni in quartiere San Lazzaro. Se ne parlerà domani sera in Consiglio Comunale, un Consiglio Comunale che si preannuncia davvero non caldo, caldissimo. Sì, ma credo che sia normale quando il dibattito non affronta solo una tematica specifica come lo sviluppo di un'azienda, ma va a trattare ovviamente anche i temi come la tutela dell'ambiente. È chiaro che noi il possibile l'abbiamo fatto per cercare quel punto di equilibrio. Da assessore ovviamente all'urbanistica sono consapevole di aver dato il massimo rispetto a questa partita, sono anche consapevole che il Consiglio Comunale è sovrano ed è giusto che esprima la propria opinione, che se vuole può fare appunto gli emendamenti migliorativi rispetto a un atto di indirizzo che ci tengo a dire è un punto di partenza rispetto poi a tutta la procedura dell'accordo di programma che avrà uno sviluppo anche abbastanza lungo nel tempo, però rispetterò assolutamente la scelta del Consiglio Comunale nella speranza che si pensi veramente a quei 700 lavoratori che anche loro stanno aspettando con ansia questa risposta. I numeri in Consiglio Comunale domani sera saranno molto risicati sul tema San Lazzaro, l'amministrazione rischia anche di andare sotto. Beh, guardate, sicuramente i numeri sono risicati, potrebbe essere che domani appunto anche rispetto al no o al sì ci siano comunque dei cambi di idea, ma proprio rispetto al dibattito che si creerà in maniera tranquilla in aula. Da Bassano del Grappa, direttore, è tutto, la linea torna allo studio. Grazie molte Monica, grazie Monica Smider e al suo ospite. Diamo anche un'occhiata alla politica nazionale perché c'è stata bagarre in aula del Senato oggi per il voto di sfiducia a Daniela Santanchè, Ministro per il Turismo. Sentiamo l'intervento durissimo del senatore pentastellato Licheri. Concludo, Presidente. Guardate, è sbagliata. È sbagliata la vostra scelta di rifugiarvi dentro la vostra casa delle libertà, sbarrare le finestre e non vedere quello che è successo. È assolutamente sbagliato considerare il mandato ministeriale il potere e le dimissioni al mandato ministeriale la rinuncia al potere. Voi ci dite in quest'Aula noi non possiamo rinunciare al potere perché noi siamo stati eletti dalla gente. Ma il voto degli elettori non è un salvacondotto, un lasciapassare per fare tutto, su tutto e per tutto. È sbagliato questo vostro concetto di potere. E allora cosa resterà al termine della votazione che ci accingiamo a fare? Resterà una ministra dello Stato che allo Stato deve 1.200.000 euro di tasse non pagate e resteranno i suoi dipendenti, resteranno i suoi fornitori finiti a gambe all'aria sulla strada e se volete continuare a ridere, ridete pure, pagliacci. Vi prego, senatore Licheri, poteva risparmiarsi l'offesa ai suoi colleghi? Silenzio per favore, silenzio per favore. Senatore Licheri, la richiamo su questo termine che ha usato nei confronti di tutti. Va bene, va bene. Peraltro nessuno aveva disturbato il suo intervento. Va bene, va bene, va bene, va bene. Insomma, questo era la bagarre nell'aula del Senato. Avete visto l'intervento polemico del presidente Ignazio La Russa rispetto ai pagliacci con cui il senatore Licheri ha apostrofato la maggioranza e il governo. E c'è un grosso scontro ancora una volta sull'autonomia. L'autonomia è finita sotto le forche caudine del Parlamento. Avevamo previsto che il percorso sarebbe stato più che accidentato, ci sono problemi seri perché il DDL Calderoli viene osteggiato dopo essere uscito dalla Commissione Affari Costituzionali, sarà il Parlamento a votare il DDL, c'è tutta l'opposizione compatta contro, veramente molto schierata e fortemente schierata contro l'autonomia e Calderoli oggi ha cercato di trovare una via di uscita e a un certo punto si è pensato che avesse
dato la precedenza al presidenzialismo, al premierato, la riforma a cui tiene particolarmente Fratelli d'Italia, mettendo in secondo piano l'autonomia. Di questo era sembrato, poi invece è stato corretto il tiro, ma ci sono comunque problemi che riguardano i LEP, perché appunto l'opposizione chiede che la valutazione dei LEP sia modificata, che le materie siano inferiori a quelle contenute all'interno del DDL, insomma ce l'aspettavamo, era facile profetizzare che l'opposizione, ma soprattutto i nemici dell'autonomia avrebbero alzato le barricate. Calderoli ha detto che non vuole saperne, che andrà avanti, ma certo è uno scontro che non sarà foriero di buone notizie, almeno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. I paletti tra le ruote dell'autonomia continuano a metterli e continueranno ad infilarli. Adesso andiamo a Vicenza, anzi vorrei anche però aggiungere che i parlamentari del Veneto in questo potrebbero anche fare qualcosa di più per difendere, non lasciare Calderoli così solo, a questo punto con poche armi per affrontare questo genere di avversari. Andiamo a Vicenza perché c'è un'inchiesta della Guardia di Finanza negli uffici del Consiglio Comunale, negli uffici comunali, per una questione che riguarda gare d'appalto truccate. È un'indagine in corso, ovviamente. Vediamo cosa ci dice in diretta da Vicenza, da Palazzo Trissino, Luisa Bertini con il sindaco Giacomo Possamai. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco Giacomo Possamai perché gli uffici comunali e i documenti sono nel mirino della finanza. L'altro ieri è scattato un blitz per un presunto giro di gare d'appalto truccate dove sarebbe indagato un funzionario comunale. Ovviamente giro di gare che si riferisce agli anni tra 2019 e 2022. Lei è preoccupato per la gestione delle gare, soprattutto relativamente al PNRR? Buongiorno a tutte e a tutti, certo che sì, nel senso che siamo sicuramente preoccupati perché si tratta di un funzionario che ha responsabilità importanti nella gestione delle gare PNRR che, come tutti sappiamo, hanno scadenze precise, altrimenti dobbiamo restituire i soldi, quindi su questo fronte stiamo già cercando con tanta difficoltà ma di far fronte a questa situazione individuando come organizzare al meglio gli uffici per fare comunque in modo di procedere, di fare in modo di non perdere le risorse e di portare a termine i lavori. Certo che è un problema, ecco, per l'amministrazione comunale. È un problema anche relativamente agli eventuali ritardi? Nel caso sì, nel senso che noi non possiamo permetterci ritardi perché il PNRR appunto ha scadenze precise, si tratta di opere importanti per la città e quindi siamo costretti in una qualche misura a riorganizzarci e a procedere nel tentativo di non perdere le risorse. Ecco, io ringrazio il sindaco Possamai e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Giacomo Possamai, il primo cittadino di Vicenza, Luisa Bertini, che lo ha intervistato su questa indagine della Guardia di Finanza negli uffici comunali. E visto che parliamo di politica, mettiamo la lente di ingrandimento anche su un'altra vicenda di cui si sta parlando molto, e cioè del no della sindaca di Rosà alla cosiddetta pastasciutta antifascista, una manifestazione che, al di là di questo nome, è una manifestazione storica perché parte dalla strage dei fratelli Cervi e fu organizzata proprio per ricordare le vittime. Vediamo cosa succede a Rosà in questo servizio della nostra redazione di Bassano. 80 anni fa, il 25 luglio del 1943, dopo la riunione del Gran Consiglio, Mussolini venne destituito e arrestato. La notizia fece il giro d'Italia e a casa di Alcide Cervi, i cui 7 figli furono massacrati dai fascisti pochi mesi dopo, ci fu la prima pastasciutta antifascista. Una festa di pace in un momento di guerra, con il burro e il parmigiano presi a credito per dar da mangiare a più persone possibili.
Oggi, esattamente 80 anni dopo, la pasta asciutta antifascista di Rosà non si terrà, perché la sindaca Elena Mezzalira ha deciso di non concedere l'uso del parco di San Pietro all'Ampi di Bassano, Marostica, Valbrenta e dall'altopiano dei 7 comuni. Il motivo? Per la prima cittadina non si tratterebbe di un appuntamento conviviale o culturale e quindi non andrebbe a collimare con la concessione del parco pubblico. Apriti cielo, una pioggia di critiche caduta sull'amministrazione rosatese, aprendo una polemica che potrebbe rapidamente diventare a carattere nazionale. Un attacco durissimo è arrivato dalla CGIL di Vicenza, mentre Rifondazione Comunista parla di amministrazioni di centrodestra che utilizzano argomenti pretestuosi per impedire di mantenere vivo il ricordo della lotta di liberazione dal nazifascismo. E la consigliera regionale del PD, Chiara Luisetto, dice che le motivazioni legate a disordini e ordine pubblico citate nelle comunicazioni del sindaco con gli organizzatori sono inaccettabili. Una scelta, quella della Mezzalira, accusa Luisetto di pura strumentalizzazione politica. La risposta della prima cittadina di Rosà non tarda ad arrivare. Eccola integralmente. Solo venerdì abbiamo ricevuto la richiesta di realizzare questa manifestazione in un'area verde che è regolamentata dal Comune e che ne prevede un uso socio-ricreativo. Il titolo dato all'iniziativa, che è Pasta asciutta antifascista, forse fa intendere che non si tratti solo di un evento conviviale o culturale, tanto che la strumentalizzazione che ne è stata fatta anche in data odierna dalla consigliera regionale del PD e la sua presa di posizione mi lascia alquanto perplessa. Quindi noi come amministrazione non ci sentiamo di consentire l'utilizzo di quest'area per questa finalità, sono liberi di trovare un'altra sede per la stessa iniziativa. L'Ampi ha deciso di non replicare. L'unica replica sarà affidata al silenzio di un flash mob che si tiene in serata nella zona in cui si sarebbe dovuta tenere la pasta asciutta antifascista. Ma i ben informati riferiscono che la vicenda è appena iniziata. E insomma, i brutti tempi anche per i conduttori televisivi, c'è quello di Agorà su Rai 3 che assomiglia un po' ad Abramo Lincoln, che è stato bacchettato da Maurizio Gasparri. Vediamo cosa è successo. Abbiamo in collegamento il senatore Gasparri, vicepresidente del Senato, Fratelli d'Italia. Ben trovato. Buongiorno. Allora, Forza Italia. Forza Italia, mi perdoni, vede, io ero rimasto a una dicitura precedente, esatto, certo, Forza Italia. No, lei ha sbagliato, non ho mai aderito a Fratelli d'Italia, studi. Certo, esatto, era Alleanza Nazionale, allora perdoni l'errore, ci siamo corretti, senatore Gasparri, ben trovato. 20 anni fa. Molto. E questo è quello che può accadere negli studi televisivi durante i dibattiti, sono dibattiti anche a focus piuttosto infuocati, quindi bisogna sempre documentarsi bene, ogni tanto si fanno delle gaffe, si fanno degli errori, errare humanum est. Allora andiamo alla cronaca nera e intanto vi do una notizia che riguarda quell'episodio di cui vi riferivo all'inizio della trasmissione, una bambina che a Spresiano, nel laghetto, anzi nella piscina che è attigua alla cava Mosole, si era parlato di un possibile annegamento, è una bambina di 4 anni, la situazione è di media gravità, è stato un malore, è stata portata via in elisoccorso, era con il Grest di Arcade, poi avremo sicuramente in diretta per tutti i dettagli Daniela Sizia, o forse mi pare no, un'altra collega. Va bene, allora invece andiamo avanti con la cronaca nera e rivediamo le sequenze del delitto Ceschin, l'anziana donna di Conegliano che è stata uccisa nella propria abitazione. Si pensava ad un furto poi finito male, perché questa donna era stata soffocata, e invece si tratta di un delitto su commissione. L'ex marito ha pagato 2 sicari per evitare che si dovesse continuare a dare a questa donna 10.000 euro mensili di alimenti. Vediamo il servizio di Cristiano Arboit. Siccome questa signora è di origine meridionale, le aveva chiesto se dalle sue parti di provenienza conosceva
qualche soggetto collegato alla criminalità che fosse disposto a impartire una lezione molto forte alla signora Ceschin e al limite anche a farla fuori. Meditava già da anni Enzo Lorenzon di eliminare la moglie dalla quale si stava separando, Margherita Ceschin, la 72enne di Conegliano, trovata morta nel suo appartamento la sera del 24 giugno. Lo ha confermato il procuratore della Repubblica, Marco Martani, incontrando la stampa insieme al comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Massimo Ribaudo. Martani ha raccontato che a indagini appena avviate una donna con cui l'80enne di Ponte di Piave aveva avuto una relazione si è presentata spontaneamente in caserma per raccontare della richiesta che l'amante le aveva fatto nel 2017, ben 6 anni fa. La premeditazione vera e propria sicuramente inizia prima del 14 di giugno, quando viene accertato il primo sopralluogo degli esecutori materiali che poi si incontrano con lo stesso Lorenzon davanti all'abitazione della signora Ceschin. Quindi era premeditato almeno da settimane. Denunce reciproche, una da parte di Margherita anche per minacce e rancori. Lorenzon era ossessionato dal contenzioso economico con la moglie che riceveva da lui un assegno mensile di 10.000 euro. Qualcuno che lo aiutasse a reperire dei sicari alla fine l'avrebbe trovato, l'attuale compagna dominicana di 32 anni di Lesi, Lorenzo Guzman. Noi riteniamo che sia stato il tramite tra Lorenzon e gli esecutori materiali, quindi il ruolo è importante. Tra 10 e 15.000 euro a testa, tanto Lorenzon avrebbe pagato o avuto intenzione di pagare gli esecutori dell'omicidio. 2 le persone che la procura sta ancora cercando e che sarebbero rientrate in Spagna, da dove erano arrivate per compiere il delitto, l'indomani dell'omicidio a bordo dell'auto di Lorenzon. Fatto questo che aveva iniziato a preoccupare molto l'80enne perché lo collegava direttamente all'omicidio. Tanto da essere intercettato in auto dopo il funerale mentre parlando da solo diceva a voce alta che la vettura, un Freelander, andava portata in montagna e bruciata. Nelle prossime ore uno dei 4 arrestati che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere potrebbe decidere di parlare. Potrebbe uno degli indagati farsi interrogare e quindi rispondere alle domande del pubblico ministero e dare la sua versione dei fatti. Quello che rischiava di passare come un furto in casa finito male ha preso alla fine tutt'altri contorni. Siamo contenti di aver potuto dare un'interpretazione che a questo momento appare per noi credibile, che è stata portata al vaglio dell'autorità giudiziaria, che ha consentito in soli 30 giorni di ricostruire la vicenda con grande dettaglio. È davvero straordinario il lavoro dei carabinieri, gli uomini dell'Arma, il procuratore Martani, un'inchiesta portata a termine in tempi rapidissimi, con tra l'altro un dilettante allo sbaraglio, un 80enne che decide di far uccidere la moglie da due sicari, cioè pensando poi di farla franca. Cosa da matti. Vediamo un altro fatto di cronaca nera e poi andiamo da Daniela Sizia in diretta per vedere altri danni da maltempo, da Conegliano. No, qui siamo a Padova, l'omicidio nel quartiere Forcellini di Padova. Si svolgerà oggi in carcere l'interrogatorio dei 2 fratelli arrestati. Vediamo. Il giallo del movente sperano di ottenere nuovi tasselli dall'interrogatorio di garanzia dei fratelli Ilmi e Clinton Racchipai, che si svolgerà oggi nel carcere di Gorizia, gli inquirenti che stanno cercando di fare chiarezza sulla morte di Albert Deda, 24enne albanese, ucciso domenica pomeriggio al termine di una sanguinosa lite nel suo appartamento di via Durighello a Padova. I 2 fratelli, presunti autori del delitto, potrebbero aver negato l'ospitalità a un connazionale. Su questa pista si muove la procura di Padova, che coordina l'attività del reparto operativo dei Carabinieri. Ilmi e Clinton Racchipai, 19 e 24 anni, sono stati fermati dalla polizia stradale a 20 km dal confine con la Slovenia al termine di una rocambolesca fuga. Tutti incensurati, 5 albanesi coinvolti nella vicenda. Oltre alla vittima restano piantonati in ospedale altri 2 giovani rimasti feriti. Mentre si cerca di ricostruire cosa sia accaduto, alcune risposte arriveranno anche dall'autopsia, non si ferma la ricerca dell'arma del delitto di cui i 2 fratelli potrebbero essersi liberati durante la fuga. Servizio di Chiara Gaiani, adesso torniamo ad occuparci di maltempo, ai danni del maltempo, e in diretta sentiamo Daniela Sizia. A te la linea, Daniela.
Buongiorno direttore, buongiorno anche telespettatori. Siamo nella zona industriale di San Giacomo, nel territorio di Conegliano. Qui c'è davvero la disperazione e vi faccio vedere, questa è una delle aziende, lo guardate, si vede già ad occhio nudo tutti i danni che ci sono stati della grandine, non vi dico il tetto che è davvero forato ovunque. Fra l'altro stanotte ha piovuto, situazione drammatica perché hanno dovuto lavorare tutta la notte, non solo i titolari ma tutti i lavoratori che sono qua in giro. Adesso se Mattia ce li fa vedere che stanno lavorando in realtà per cercare di sistemare i danni del maltempo. Le aziende, direttore, l'attività è sospesa perché non possono lavorare e fra l'altro la cosa più grave è che non ci sono i materiali per poter aggiustare i danni della grandine, perché talmente tante sono le aziende che sono anche terminati. Io mi trovo con il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Sindaco, situazione, ce l'ha detto prima, drammatica. Ma assolutamente sì, viene da piangere guardare in che condizioni sono queste aziende. Qui al cuore pulsante dell'imprenditoria veneta e nazionale, e devo dire che mettere in ginocchio queste persone non è facile, ma il tempo in questo momento li sta mettendo a dura prova. D'altronde, come dicevate, ogni sera succede questo, non si va più a dormire, loro meno di me, ma anche noi eravamo fuori fino alle 3 questa mattina a svuotare scantinati delle case private che magari non sono neanche assicurate, per cui anche signore anziane devastate dalle perdite che hanno avuto. Qui invece ci troviamo in realtà industriali ben consolidate che magari sono anche assicurate, ma il loro problema non è la questione solo economica dell'assicurazione, ma anche il fatto che invece di lavorare vediamo che sono tutti qui a pulire e a asciugare le proprie aziende, devo dire con la grande laboriosità dei veneti, perché da ieri notte che vediamo gente in continuazione, giovani e anziani che puliscono. Ormai se pensiamo per le vie normali sono quasi pulite, vuol dire che tutti si stanno dando da fare, ma la verità è che dobbiamo chiedere la calamità naturale, perché i danni sono veramente tantissimi e devo dire, abbiamo chiesto adesso alla Savno di intervenire anche tempestivamente, bisognava farlo già ieri per pulire queste zone qui e raccogliere tutto il materiale e dare facilità di svuotamento alle imprese. Signor Battistuzzi, lei è uno degli imprenditori che ha subito danni nella sua azienda. Un po' come tutti qui attorno il sindaco ha detto che siamo il cuore pulsante di questa parte del Veneto, di Treviso, siamo cuore, testa e braccia, anche perché questa notte ci abbiamo messo cuore ma tante braccia, mi creda. È da ieri mattina alle 2:20 circa che siamo qui, che tiriamo fuori l'acqua, abbiamo i tetti scoperti, i capannoni sono scoperti, quindi anche nel momento in cui siamo riusciti a pulire poi non siamo in grado di agire perché o piove di nuovo, si ripresenta con una cadenza quasi sistematica e abbiamo molto materiale di usurato da buttare, danneggiato, muffa che comincia a accumularsi negli angoli, nei sottotetti e così, quindi una situazione veramente drammatica. Il sindaco diceva noi siamo coperti da assicurazione, bene, è già un dato positivo. C'è molta gente invece che non è coperta neanche da questo, quindi una situazione drammatica, ma non sappiamo neanche cosa fare e come continuare a fare qualcosa, perché puliamo, mettiamo in ordine, ripiove. Piove con i tetti bucati. Con i tetti bucati, quindi con tutta l'acqua che ridiscende. Avevamo gli uffici allagati, quindi partiti software, partito tutto, dobbiamo ripartire da zero. Non bastava il Covid, non bastava la guerra in Ucraina, ci vuole anche questa situazione di drammaticità che ha colpito questo territorio. Purtroppo è talmente vasto che sarà difficile anche intervenire da parte della politica, intervenire su tutto, perché mi dicono che siamo un po' un'isola in tutto il Veneto che è stato massacrato insieme alla Lombardia da questa situazione. Cosa posso dire? Che Dio ci aiuti a questo punto, non so. Anche lei, questa che abbiamo fatto vedere adesso è la sua azienda, ci diceva 400.000 euro più o meno di danni. Sì, sono 5.000 metri quadri, il tetto è andato completamente, bucherellato dalla grandinata di 2 notti fa. Sono 3 giorni che viviamo con l'incubo, si ripresenta, come diceva Battistuzzi, ogni sera, dalle 10 alle 11 si formano questi nuvoloni e siamo lì proprio in apnea per verificare e vedere che cosa succede. Ieri sera per l'ennesima volta altra grandinata, altro diluvio e quindi acqua che penetra all'interno dei macchinari. Noi siamo pieni di macchinari elettronici sofisticati di taglio laser, di punzonatrici, pressapieghe, le cesoie, tutte le linee di produzione. Noi costruiamo da zero le nostre macchine e quindi per noi è veramente una tragedia. Però una parola per i miei ragazzi, magnifici, io non ho altre parole.
Sì, direttore, perché noi li stiamo vedendo, continuano da questa notte a questa mattina che continuano a fare da una parte all'altra per cercare di pulire, per cercare di raccogliere l'acqua, e fra l'altro, direttore, qui è provvista pioggia anche questo pomeriggio, quindi non riesco neanche a pensare che cosa può succedere, perché loro sono davvero in ginocchio, davvero esasperati, e prima c'erano anche altri imprenditori, ovviamente gli animi sono accesi, persone anche con le lacrime agli occhi. Attività che, come ti ho detto, in tutta questa zona sono attività sospese. Questa non è l'unica zona, direttore. Nel Coneglianese ci sono anche tutte le zone collinari che sono state devastate completamente dalla grandine. Si spera, ora l'unica cosa che ci dicono, non possiamo fare altro che sperare. Direttore, da qua davvero da Conegliano è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizzia. Hanno ragione gli imprenditori che dicono c'è stata la pandemia, l'Ucraina, quindi la guerra e poi adesso gli effetti dei cambiamenti climatici. Nonostante questo il PIL è in crescita e la politica si attribuisce i meriti della tenuta del sistema industriale. La tenuta è merito degli imprenditori, questo la politica dovrebbe capirlo e rassegnarsi al fatto che serve soprattutto il lavoro di queste persone e non di quelli che fanno le bagarre in Parlamento. Pubblicità, Tony Esposito e Renato Cappoia in regia questa mattina, ci vediamo tra poco. Avete sentito la voce degli imprenditori del Veneto e del Nord-Est, che sono la spina dorsale della nostra economia, e dovranno vedersela anche con i danni agli edifici, ai capannoni provocati da quest'ondata di maltempo, in un momento in cui manca il materiale, manca anche la manodopera. Vediamo. Episodi magari singoli molto rari comunque nel tempo possono essere capitati, ma di un'intensità così elevata e oserei dire, ahimè, quasi con questa quotidianità, veramente no. Nonostante la sua lunga esperienza, Paolo Ghiotti, costruttore edile fino a pochi giorni fa presidente ANCE Veneto, non ha mai visto danni di questa portata causati agli edifici dalla grandine. Passata l'emergenza è tempo di sistemare tetti e coperture, ma c'è un nuovo problema all'orizzonte: il rischio che tra qualche settimana vengano a scarseggiare i materiali. Lo testimonia quanto riportato da un'azienda che produce tegole, che ha una capacità produttiva attorno ai 20.000 pezzi quotidiani. Hanno una richiesta per 80.000 pezzi, quindi è ovvio che dovrebbero quadruplicare la loro capacità di fornitura. Mancano purtroppo anche ponteggi per sistemare dei manti di copertura. A questo surplus di richieste si aggiungono le prossime ferie estive di agosto, con molte imprese che si fermeranno. Questo potrebbe allungare i tempi d'attesa per gli interventi, considerando che verrà data priorità ai lavori nelle strutture per anziani e negli ospedali. Se mediamente le attese erano attorno ai 20-30 giorni dall'ordine, adesso qualche 15-20 giorni in più si possono attendere. Un carico di lavoro che richiede una manodopera che alle aziende manca. Le imprese sono strutturate non per affrontare delle calamità così importanti che necessitano di un intervento urgente ed istantaneo. E c'è anche una beffa, no? nel destino di coloro che da un lato cercano anche di difendere l'ambiente con le fonti rinnovabili, con per esempio i pannelli fotovoltaici, che vengono poi distrutti proprio dalla furia degli elementi. Vediamo. Pochi minuti di grandine e più di 200 milioni di euro di danni. A quasi una settimana dalla tempesta di ghiaccio, il comune di Tese sul Brenta cerca di rimettere insieme i pezzi, con un carico di danni sulle spalle che cresce ogni giorno di più, a partire dagli impianti fotovoltaici. Danni agli impianti fotovoltaici, anche il suo è completamente distrutto. Polverizzato, non solo distrutto. Abbiamo trovato i vetri persino qua per terra, oltre che nei gradini e dappertutto. Quando l'avete messo l'impianto? 10 anni fa. Quindi adesso è da rifare completamente? Completamente tutto.
perché non c'è un pannello che abbia 1 centimetro quadrato di superficie sana. Completamente distrutto, tutti i pannelli sono andati e quindi bisogna sostituirli. Quindi da rifare completamente? Certamente, i costi saranno anche aumentati rispetto a 10 anni fa e sicuramente è una bella cifra. Sui più o meno? Penso sui dai 12 ai 15 mila euro. Lei ha l'impianto fotovoltaico completamente distrutto? Sì, sono 9,5 kg, è andati in un attimo tutto distrutto e perciò niente, abbiamo staccato l'impianto e adesso aspettiamo un attimino per fare un conteggio dei danni. Indicativamente, secondo lei, quanto potrebbe essere? Non lo so, però sicuramente più di 10.000 euro. Un comune green, quello di Tese sul Brenta, una casa ogni 3 infatti dispone di pannelli solari o fotovoltaici, un mercato esploso anche grazie al bonus 110% e ora, dopo la grandine, entrano in gioco le assicurazioni. Visto le dimensioni anche della grandine caduta negli ultimi giorni, i danni fatti ai pannelli sono notevoli. Qua dipende molto dal contratto che viene stipulato, perché ci sono contratti come per esempio i nostri che già comprendono i pannelli solari o fotovoltaici che siano, e altri invece dove bisogna richiamarlo. La procedura in questo caso, se qualcuno ha subito il danno, l'invito è quello di sentire il proprio assicuratore e chiedere appunto spiegazioni su come eventualmente intervenire e come aprire l'eventuale sinistro. Allora in regia Tony Esposito e Renato Capoglia, avevamo detto Tony che avremmo continuato con... con l'agricoltura, i danni gravissimi procurati all'agricoltura e la Coldiretti del Veneto che ha chiesto lo stato di calamità per il settore primario. Vediamo il servizio di Francesca Bozza. 30 minuti, tanto è durata la grandinata devastante che dal Veronese alla Marca Trevigiana ha colpito il Veneto nelle ultime ore. Alla fine quello che rimane è un tappeto di ghiaccio che ha ricoperto campi, orti e giardini. La stima dei danni è appena all'inizio, ma il conto finale sarà elevatissimo, perché ad essere colpite non sono state solo le colture, ma anche le strutture. Le strutture non hanno tenuto, ci sono stati tetti scoperchiati, molti problemi con alcune serre e più in generale addirittura fenomeni che hanno visto la grandine ricoprire con quasi 20 centimetri, abbiamo dei video insomma abbastanza esplicativi, tutto il territorio, in particolare la zona di Vidorre e di Follina. Danni anche agli impianti fotovoltaici installati su capannoni e stalle negli ultimi tempi per far fronte al caro energia. A causa della crisi energetica, se erano rese diciamo così, un po' autonome per risparmiare in termini di costi, si sono ritrovate a fare i conti appunto invece con dei danni sostanziali. A questo si aggiungono naturalmente i danni alle colture, frutteti e vigneti devastati. Il vento ha buttato giù i vigneti e quindi le nostre aziende devono ritornare in campo con un incremento di costi a tirarli su di fatto, per non parlare poi delle aree insomma dove la grandine viene giù e rovina fisicamente le piante. Di fronte a questo quadro drammatico da Coldiretti arrivano le richieste al governo. Abbiamo già chiesto una moratoria dei pagamenti per le nostre imprese perché insomma evidentemente bisognerà far ricorso a dei costi ulteriori e non preventivati. Il presidente del Veneto Zaia in queste ore ha sentito il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Ho confermato al ministro la richiesta che debba essere riconosciuto lo stato di calamità per l'agricoltura, spiega il governatore, nella speranza che a livello nazionale il governo possa adottare misure di sostegno alle aziende colpite dal maltempo con eventuali interventi di moratoria nei pagamenti e nella fiscalità. Vediamo dalla Repubblica una notizia arrivata poco fa, riguarda la ministra Santanchè che oggi in Senato ha detto su avviso di garanzia ho detto la verità, e cioè che non l'aveva ricevuto, altri mentono, la mozione di sfiducia, e per questo si era riunito il Senato oggi, è stata respinta. Santanchè commenta una bellissima giornata, era accusata di conflitto di interessi e di falsi in bilancio, insomma di malaffare presunto legato alla sua attività di imprenditrice.
Andiamo avanti con la cronaca. La morte di Martin Fior, il bambino di 8 anni che è deceduto rientrando a casa in bicicletta dopo essere stato investito da uno scuolabus a San Martino di Lupari. Il Tribunale di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 persone. Era il 20 settembre 2018, Martin Fior, 8 anni, tornava a casa in bicicletta con la mamma che lo seguiva. A 500 metri dalla scuola da dove era appena uscito, il bambino ha perso l'equilibrio finendo sull'asfalto proprio nel momento in cui passava lo scuolabus dei ragazzi delle medie. Il bambino, colpito alla testa, è morto all'istante nonostante i soccorsi immediati. A 5 anni da quel tragico incidente, dopo una prima archiviazione rigettata dal giudice per le indagini preliminari, il prossimo 27 settembre per la morte di Martin andranno a processo 3 persone, incriminati i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale in corso in quel periodo. A giudizio sono stati rinviati il direttore dei lavori, l'allora responsabile del comando della Polizia Locale di San Martino di Lupari e il conducente dello scuolabus. Secondo le perizie, sul posto mancavano adeguate segnalazioni e paletti delimitatori. Incidenti stradali provocati spesso da neopatentati, ragazzi diciottenni che hanno appena avuto la patente e a volte invece non sono neanche patentati, come è accaduto a Santa Giustina in Colle. Alla guida c'era un sedicenne e l'auto è finita in un fosso. Aveva fatto provare la macchina all'amico sedicenne, ma mentre affrontava la curva, un po' per inesperienza e un po' per l'alta velocità, l'auto è uscita di strada ed è finita nel fossato. 2 ragazzi sono rimasti feriti, un terzo illeso nell'incidente avvenuto sabato sera in via Villarappa a Santa Giustina in Colle. Sul posto la polizia locale della Federazione del Campo San Pierese per i rilievi. Dopo una breve indagine è emerso nei giorni successivi che al momento della fuoriuscita alla guida della Ford Fiesta c'era un minorenne, un sedicenne di Campo San Piero a cui il proprietario ventenne di Campo San Martino aveva ceduto il posto per far provare l'auto. Una leggerezza che avrebbe potuto avere effetti ben più gravi. In curva infatti il sedicenne ha perso il controllo ed è finito nel fossato. Il conducente minorenne ha riportato 8 giorni di prognosi. Al proprietario dell'auto ora viene contestato l'incauto affidamento, rischia fino a 1.590 euro di multa. Nei prossimi giorni invece il minorenne e i suoi genitori saranno sentiti dalla polizia locale. Il giovane rischia una multa da 5.000 a 30.000 euro più il fermo amministrativo del mezzo per 3 mesi. Poco accorte, poco astute, due ladre che hanno filmato con il telefonino contanti e preziosi rubati poco prima in un'abitazione del centro di Padova. Sono state individuate dalla polizia 16 e 23 anni, sono due rom e ovviamente prove schiaccianti contro di loro. Vediamo. Ad incastrarle i video fatti con il loro cellulare per fare l'inventario della merce appena rubata e che volevano immediatamente rivendere. Sono state scoperte così le 2 giovani rom che venerdì pomeriggio avevano svaligiato un appartamento della centralissima via Roma a Padova. Gioielli, orologi e contanti, un bottino di oltre 10.000 euro, tutto messo in bella mostra sul letto e ripreso con il telefonino. Le 2 ragazze di 16 e 23 anni sono state denunciate dalla squadra mobile. Il furto era avvenuto venerdì pomeriggio. La proprietaria dell'appartamento era uscita per un'ora, tanto è bastato alle giovani rom per mettere a soqquadro l'abitazione e rubare gli oggetti di valore. Rientrata a casa, la proprietaria ha immediatamente denunciato il furto. Grazie alle videocamere di sorveglianza del centro storico di Padova, i poliziotti della squadra mobile hanno individuato le 2 donne e ricostruito il loro tragitto in taxi fino all'appartamento della Guizza. Entrate in casa non hanno ritrovato la refurtiva che era già stata venduta, ma visionando i cellulari delle donne hanno scoperto i video e così le 2 sono state denunciate. Durante la perquisizione i poliziotti hanno anche trovato i vestiti indossati durante il furto. Un elegante appartamento di 160 metri quadri e una denuncia dei redditi bassissima, e questo è bastato a insospettire gli uomini della finanza e della polizia di Stato. Vediamo a Padova cosa è successo.
Un appartamento di 160 metri quadri in centro a Padova, ma dichiarazioni dei redditi bassissimi, un immobile sproporzionato rispetto alle entrate dichiarate, e così Guardia di Finanza e Polizia di Stato, dopo un controllo e accertamenti patrimoniali, hanno sequestrato un appartamento intestato ad una coppia di cinesi. Per uno dei due coniugi è stata anche disposta per la durata di 2 anni la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. I 2 coniugi hanno precedenti penali anche per sfruttamento della prostituzione e reati in materia di stupefacenti. I 2 avevano ottenuto un mutuo in virtù di false dichiarazioni e avevano acquistato l'immobile con i proventi illeciti legati proprio alle attività di sfruttamento della prostituzione che si svolgevano all'interno dell'appartamento. Servizio di Valentina Visentina, andiamo in pubblicità ancora una volta, 2 minuti e torniamo con voi, Focus TG tra poco. Oggi splende il sole, ma ieri il mostro nero che aveva flagellato il Veneto si è poi spostato rapidamente sul Friuli Venezia Giulia e ha colpito duramente molte parti del territorio friulano. Vediamo cosa è successo a Gorizia. Guardate l'immensità di quello che è caduto qui in Parco della Rimembranza, è davvero incredibile, cioè parliamo di, non lo so, cioè un albero davvero grandissimo, completamente sradicato, cioè le radici non hanno retto. È impressionante vedere questo danno e chissà come verrà smaltito. L'albero plurisecolare del Parco della Rimembranza, sradicato dalla violenza del fortunale notturno, è il simbolo della devastazione provocata dall'ondata di maltempo a Gorizia. Sono decine le piante di medie e grosse dimensioni che hanno ceduto alle improvvise raffiche di vento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta investita da tronchi o rami. È andata peggio invece al proprietario del camion frigo in sosta su cui si sono abbattuti 3 pini in via Angiolina. Ha letteralmente abbattuto il muro di cinta della caserma Monte Santo, l'albero che ha ceduto in via Trieste. Un altro intervento che ha messo a dura prova i vigili del fuoco nel comprensorio che ospita la brigata Pozzuolo del Friuli. Non c'è stato alcun ferito, perciò non oltre ai danni materiali. Questo è soltanto uno dei luoghi in cui si è scatenato più che altrove la furia del maltempo. Altri luoghi, ai noi, sono nella zona di via Angiolina e via Brigata Casale. Posso rassicurare i cittadini sul fatto che Acega Sapienza Amga ha ripristinato l'energia elettrica ormai in tutta la città di Gorizia. 300 le chiamate ai vigili del fuoco solo a Gorizia tra la notte e le prime ore del mattino. Decine di segnalazioni per danni ai tetti delle case, alle finestre e ai parabrezza delle auto, devastati dalla grandine che in alcune frazioni ha raggiunto dimensioni di oltre 4 centimetri di diametro. Nessun ferito anche in questo caso, danneggiata anche la sede della Protezione Civile di Gorizia nei pressi del valico di Sant'Andrea. Quanto agli alberi, un'altra immagine emblematica è stata documentata dalla troupe di Tele4 in diretta a Sveglia Trieste, sulla statale all'ingresso del capoluogo isontino, dove gli stessi residenti si sono messi a lavorare fianco a fianco con i pompieri. È caduto naturalmente in questa direzione, è proprio spezzato e piegato da questo lato e insomma, se una persona si fosse trovata qua sotto in quel momento, magari non aveva motivo di trovarsi qui visto il temporale, però insomma poteva essere un dramma. Vedo che, cos'è questo, un albero che era caduto? E... Sì, era arrivato fin qua, bloccava l'accesso, l'accesso alla lama, bloccava dopo per il supermercato eccetera, allora... Lei abita proprio qua? No, io abito a Savogna, Bisonto. Proprio qui per lavoro, per sistemare questa situazione? No, sono qui per dare una mano e si fa quel che si può. Ecco. Beh, complimenti. Tanti danni questa notte? La mia macchina è andata. Qua ho il furgone col parabrezza crepato. E niente, almeno si fa quel che si può. Servizio di Gianluca Paladin della nostra redazione triestina con Tele4 che fa parte di Media Nord-Est, l'emittente che ha 40 anni di vita, rilevata qualche anno fa dal nostro editore Filippo Iannakopoulos, che è subito diventata la prima emittente del Friuli Venezia
del Friuli Venezia Giulia. Adesso torniamo a Vicenza perché Carlo Alberto Inghilleri ci racconterà che cosa accadrà nel maggio del 2024 quando ci sarà la grande adunata nazionale degli alpini che sono in marcia già ora. A te la linea, Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno a Lino Marchiori, presidente ANA Vicenza, sezione Monte Pasubio. Siamo insieme perché in questi giorni, in queste ore, si è messa in moto la macchina organizzativa per l'adunata degli alpini a Vicenza nel 2024. Ieri c'è stato un incontro tra la provincia di Vicenza e 40 sindaci della provincia che hanno spiegato che tipo di contributi può dare ognuno di loro con il proprio comune. Insomma, siamo alle grandi manovre, possiamo dire così? Sì, possiamo definirle grandi manovre. Io devo ringraziare il sindaco di Vicenza e il presidente della provincia che hanno convocato ieri a Vicenza i sindaci della nostra provincia per rendergli edotti di questo avvenimento che conoscevano già, i quali si sono già espressi nei nostri confronti per aiutarci e darci le disponibilità di alloggiamenti, di campi, di zone di ricevimento per i nostri alpini che arriveranno qui a Vicenza dal 10 al 12 maggio 2024. Ma Lino Marchiori, che in questo momento è qui con noi, è appena uscito da un incontro con la dottoressa Bonavina, direttore generale dell'Ulsotto Berica, per mettere a fuoco la sicurezza sanitaria. Reduce proprio ora da questo incontro. Cosa vi siete detti? Intanto ringrazio la dottoressa Bonavina e tutto il personale dell'Uslotto che si sono resi immediatamente disponibili ad incontrare noi e i nostri responsabili della sanità alpina, il dottor Rizzini e la dottoressa De Giuli, che sono i responsabili della sanità alpina a livello nazionale. Abbiamo messo giù i primi accordi per quanto riguarda l'aspetto sanitario, che è un aspetto molto importante che dovrà essere gestito nei giorni della dunata, quindi da qui parte anche l'organizzazione per questo importante evento. E non è finita qui perché la giornata è lunga, adesso sta per andare a Colle Bellavista dove metterà a punto anche l'evento sul Pasubio di settembre. Sì, noi ogni anno i giorni, la prima domenica di settembre con il sabato, anticipiamo il sabato 2 e la domenica 3 settembre, saremo presenti in Pasubio, al sabato alla chiesetta, quindi sul monte Pasubio, e alla domenica saremo in Colle Bellavista all'ossario del Pasubio dove ricordiamo ogni anno i nostri morti e tutte le persone, tutti quelli che sono caduti in memoria di noi alpini. E questo evento e questo incontro è quello definitivo per mettere giù proprio le ultime tracce, gli ultimi avvenimenti di questo che avverrà e che avviene sempre nella prima domenica di settembre di ogni anno. Bene, io ringrazio Lino Marchiori, lo lasciamo andare perché come avete sentito è molto impegnato. Grandi manovre, dicevamo, per questa adunata degli alpini 2024 che noi di Rete Veneta vi racconteremo in questo percorso organizzativo, ma anche ovviamente in quei giorni in cui Vicenza si riempirà di penne nere, come sempre facciamo noi di Rete Veneta, che raccontiamo sempre le adunate degli alpini, tra l'altro con ascolti record, e ringraziamo i nostri telespettatori. Bene, Lino Marchiori, grazie, la lasciamo andare al suo lavoro e noi invece restituiamo la linea allo studio. Grazie Carlo, grazie, hai fatto bene a ricordare che Rete Veneta è la televisione degli alpini, delle penne nere per antonomasia. È tutto per oggi, grazie molte, ci vediamo stasera a Focus se lo vorrete alle 21:15, buona giornata.